Cordiale saluto, ben ritrovati gentili amici e amiche all'ascolto. Andiamo a vedere quello che è accaduto in Friuli Venezia Giulia nelle ultime ore. Un funzionario dell'Agenzia delle Entrate è stato arrestato per corruzione e un imprenditore è stato interdetto nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza di Pordenone coordinata dal procuratore della Repubblica Raffaele Tito. Il pubblico funzionario, che è stato posto ai domiciliari, è accusato, sulla base di gravi indizi, di aver riferito in più occasioni all'imprenditore informazioni riservate cui aveva accesso in ragione dell'ufficio proprio, ricevendo in cambio utilità personali. L'imprenditore avrebbe fatto uso di tali delicate informazioni nelle scelte gestionali della sua attività. Il funzionario pubblico, inoltre, è gravemente indiziato di aver indotto un secondo imprenditore, nel corso di una verifica fiscale, a sponsorizzare con 20.000 euro un'associazione sportiva dilettantistica dell'Avianese, nella quale il dipendente pubblico stesso riveste ruoli direttivi. Il mancato pagamento delle fatture a seguito dell'emergenza da Covid-19 ha generato una forte crisi nel settore dell'autotrasporto regionale, proprio quello che ha consentito di mantenere sempre reperibili i beni essenziali e di recapitare a casa gli acquisti online. A denunciarlo oggi, attraverso una nota, è Stefano Adami, presidente di Confartigianato Trasporti Friuli Venezia Giulia. Le nostre aziende stanno vivendo un grave problema di liquidità, ha evidenziato, e ciò è dovuto alla mancanza di pagamenti da parte dei committenti, cui si aggiunge l'aumento dei costi di gestione dell'attività per la perdita dei viaggi di ritorno e gli anticipi della cassa integrazione ai dipendenti. Un'app per gestire prenotazioni ed evitare assembramenti. L'idea digitale per aiutare alcune delle categorie economiche più penalizzate dalle disposizioni di sicurezza a distanziamento sociale verrà presentata in videoconferenza su Met alle 12 di giovedì 14 maggio a cura della Camera di Commercio di Pordenone Udine. La nuova applicazione, sostenuta nella fase di avvio dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine, in collaborazione con Confcommercio e Confartigianato dei due territori, sarà presentata in videoconferenza, come detto, su Met alle 12. Interverrà il presidente camerale Giovanni D'Apozzo con Pietro Antonini, cofondatore e CEO di Elio. Apprendiamo con piacere l'interesse dell'amministrazione comunale di Udine di effettuare ulteriori approfondimenti sul tema del 5G, approfondimenti che correttamente devono essere di natura assolutamente scientifica. Cogliamo quindi l'occasione per proporre al sindaco Fontanini di fissare quanto prima la seduta di commissione speciale 5G all'interno della seconda commissione territorio ambiente. Seduta che avrebbe potuto svolgersi qualche mese fa, ma è stata procrastinata a causa dell'inerzia del presidente di commissione Giovanni Govetto e successivamente anche per la mancata risposta del presidente del Consiglio Enrico Berti. La scienza, come emerso anche dalla commissione speciale inquinamento elettromagnetico di Barillari, non ha ancora effettuato studi sulle frequenze di 5G. Nella stessa commissione, inoltre, è stata valutata solo una parte delle posizioni scientifiche, quella parte che ritiene che le radiofrequenze non ionizzanti siano dannose solo ed esclusivamente se provocano danni di tipo termico, e la posizione che l'Incirbit ONG privata che detta le linee guida all'OMS, che risulta pesantemente gravata da conflitti di interesse. È pertanto fondamentale che il Comune dia audizione anche a quella parte di scienziati che riconoscono l'esistenza di effetti biologici a livello non termici. Questo anche in virtù dell'articolo 33 della Costituzione, che sancisce il diritto ad un pluralismo scientifico. La nota è stata inviata dall'Alleanza Italiana Stop 5G, sezione di Udine, provincia. Il Consiglio d'amministrazione di Friuli ha dato il via libera all'aggiornamento della convenzione sottoscritta con Civibank lo scorso 2 dicembre, relativa ai prestiti per le micro e piccole imprese regionali. In particolare è stata aumentata la durata dei finanziamenti erogabili da Civibank, che da ora in poi potrà perfezionare prestiti a valere sulla Liquidi Facility alle aziende per una durata fino a 72 mesi rispetto ai 36 inizialmente previsti.
I finanziamenti beneficeranno di 4 milioni di euro di dotazione messi a disposizione da Friulia a titolo gratuito. La maggior durata dei prestiti è riconosciuta per tutte le erogazioni fino a 25.000 euro effettuate entro il 31 dicembre 2020. L'aggiornamento della convenzione rientra nel piano di sostegno alle micro e piccole imprese portato avanti da Friulia con il supporto di Civibank. E con questa notizia è tutto, grazie per l'ascolto, vi diamo appuntamento come sempre alla prossima edizione poco dopo la mezzanotte.